Pierangelo Del Zotto, segretario del Grande Nord, che adesso è confluito nel Partito dei Veneti. Buonasera Del Zotto. Allora, Pierangelo Del Zotto. Allora, io un aneddoto, nel 2009 al 13 sono stato assessore al bilancio in provincia di Venezia ed ero l'unico assessore veneto al bilancio nel gruppo di lavoro per il federalismo fiscale e demaniale. Perché dico questo? Perché l'assessore Rosati, rivolgendosi ai 3 assessori umbri, disse: ma che cazzo rompete i coglioni che tutti messi insieme fate mezzo quartiere di Roma? Perché dico questo? Perché, a parte che, ripeto, la politica estera a me non interessa, anche se in qualche maniera in Umbria ci siamo, non mi tocca, io sono veneto, io non posso pensare che una regione che ha 300-400 mila abitanti come il Molise ha 300 mila abitanti, 30 consiglieri regionali, 30 che prendono tanti soldi quanti quelli veneti che sono 50 su 5 milioni e rotti di abitanti. Allora che senso ha? Certo che ha un senso mediatico, perché ormai ho visto che siamo ai cartoni animati, cioè un paese da cartoni animati questo. Conta che cosa? È il segnale che può dare l'Umbria in questo momento, che è ovviamente in un governo di controbalzo, perché si sa sempre che chi governa subito dopo perde appeal e chi non governa all'opposizione cresce. Ma voglio dire, Umbria può essere l'Umbria la cartina di tornasole della politica, che ricordiamo adesso tutti si riempiono la bocca e anche con discorsi proto-leghisti, lo dico io che ero leghista 30 anni fa, quando non si usava. Ma voglio dire, non c'è argomentazione. Umbria, io sono veneto, il direttore ha detto, e anche in prospettiva del 2020, bene, allora ci siamo, perché io sono veneto. Inutile parlare degli sprechi di Roma, Roma è distante da noi. Io non so, avete mai avuto occasione di andare in vacanza quando sono in Alto Adige, per esempio? Chiedo scusa, sul Tirolo. Adesso non si può più dire. Sì. No, ma no, perché se l'ha inventato un fascista il termine Alto Adige, come tutto il resto, che è nato 100 anni, è nato 100 anni fa, quello che ha fatto questo. Ma voglio dire, se io vado a Belluno, se io vado a Bolzano, a San Candido e guardo il telegiornale italiano, non è il mio telegiornale. Io guardo i telegiornali di Rete Veneta non per lisciare il direttore, che non ne ha bisogno, ma perché io ho le mie problematiche, io non posso interessarmi, io voglio indietro, io la mattina quando mi sveglio la prima cosa che faccio è do 10 euro ogni giorno a Roma, a fondo perduto, perché mi sveglio, perché esisto, e 10 mia moglie e 10 mio figlio. E io devo occuparmi del fatto che brucino i camion della nettezza urbana, ma è Libano, a me non interessa, io sono veneto, io da qua non posso riformare Roma, perché qualcuno disse 100 anni fa che governare gli italiani non è difficile, è inutile, ma io non sono italiano, sono veneto, io mi voglio autogovernare. Noi sabato ci siamo trovati suscitando il comportamento stizzito di qualcuno che dice che siamo pochi, ma se siamo pochi perché mi guardi, se siamo pochi non curarmi, non posso dire un'altra parola, siamo pochi, lasciaci perdere, sanno che non siamo pochi, sanno che sta arrivando l'onda di riflusso, e come ha detto Paolo Pizzolato venerdì scorso, che è uno dei nostri, per carità, il governatore vincerà ancora perché ha la stampa, ha tutta un'enfasi, mi ricorda tanto Cacciari, il governatore. Io sono di Venezia, io stamattina sono venuto qua mezzo a piedi, perché da lì ho fatto il traghetto fino a San Marco, da San Marco alla stazione a piedi per poter arrivare qua, perché c'era lo sciopero, in cui mancava soltanto il settimo, ottavo e nono punto era contro la guerra nel mondo, insomma, non mancava poco. Allora, ripeto, io mi sto veramente, togliendo da una realtà, io sto vivendo una realtà parallela, vivo le difficoltà del mio Veneto, vedo che parecchia gente ha cambiato bandiera o ha cambiato opinione soltanto per restare a galla, perché parliamoci chiaro, c'è qualcuno che nella vita ha soltanto e solo fatto politica, non sto parlando del governatore, sia chiaro, c'è gente che vive, è sempre vissuto di politica, questi sono
uso una parola forte, ricattabili, perché non hanno una dimensione personale. Io la politica la faccio nei ritagli di tempo per passione. Qualche volta mi chiedo, ma perché uno di un partito nazionale fa politica? Io sono entrato in politica, che poi è ridicolo dire sono entrato in politica, perché avevo un progetto, l'indipendenza del Veneto. Io ho un progetto che non è di destra, non è di sinistra, ho un progetto. Ma quelli che fanno politica da destra, da sinistra, che progetto hanno? Perché sono entrati in politica? Io questo me lo sono sempre chiesto quando ero studente. Ma perché uno entra in politica? Entra in politica per migliorare il mondo, ma il mio mondo è il Veneto. Bene, Zotto, chiarissimo. Allora, il Veneto, lui dice che ci interessiamo del Veneto, però il Veneto siamo Roma, siamo Italia, io non ho dei muri a casa mia, io voglio viaggiare sicura. Cosa c'entra qui? Se ne chiudo muri, scusa se. No, nel senso che io non mi voglio chiudere, mi voglio aprire. Io parlo dal punto di vista amministrativo-politico, mica dal punto di vista dei muri, sai. Dal punto di vista posso andare a politico Belgrado, c'era Salvini Ljubljana, ci ha abbandonato e è stato un governo amico che poteva darcela l'autonomia, manco hanno dopo cominciato 14 mesi manco hanno cominciato a discutere l'autonomia. E dopo a Roma zittiscono il governatore che sta parlando di autonomia. Io per molto meno me ne sono andato da Era un popolo leghista che ha ma tu zittisci il governatore perché dice la parola autonomia. 2 giorni fa, l'hanno zittito 2 giorni fa. Perché ha detto quella parola che sulla bandiera. L'hanno zittito 2 giorni fa. Ecco, quindi... ma te pare normale questo? No, ma è un popolo leghista che lo ha zittito, mica un popolo italiano. Comunque, porca miseria. le questioni del lavoro sono questioni nazionali, ci sono questioni da interagire con tutto il governo. Poi è chiaro che gestire le risorse da vicino è meglio, però bisogna anche capire come, dove, perché. Cioè non è che possiamo innescare i semini. I 4.000 euro che ogni anno dai a Roma a fondo perduto ti stanno bene? Lo domando. Sai con 4.000 euro a casa mia cosa potrei fare in un anno? 4 per 3 fa 12, potrei cambiarmi l'auto ogni 2 anni, potrei fare un viaggio, il giro del mondo ogni 2 anni. Io vedo che gli do anche alla sanità veneta e comunque pago le visite private se le voglio subito. Ma tu sai come funziona la sanità veneta? Ma la sanità veneta non ha entrate proprie la sanità veneta. Come no? È gestita dalla regione, mica è gestita ma gestisce quello che Roma dà, non quello che la regione. Ma dai, la sanità veneta è gestita dalla regione. Con i soldi che Roma decide di dare, non diciamo stupidaggini, la gente a casa poi non capisce mica più niente, sai, o cambia canale. Ma io non ho capito, dai, perché stiamo tifando in questa discussione. Non stiamo tifando per nessuno, anzi se c'è alla fine mi pare, io penso che noi dobbiamo avere tutti a cuore la nostra regione, il nostro territorio e il popolo veneto. Questa secondo me deve essere una cosa che dobbiamo condividere tutti. Per quanto riguarda ciò che succede in Italia, io penso che insomma sia difficile dire che si condivide quanto sta succedendo in questo periodo nel nostro Stato e nel nostro governo. Perché voglio dire, stanno succedendo delle cose che sono veramente assurde. Cioè, abbiamo visto un governo mandato a casa e rifatto con lo stesso Presidente del Consiglio che ha cambiato partiti che prima si insultavano, si denunciavano, se ne dicevano di tutti i colori, di cotte e di crude, e poi si sono messi insieme. Adesso stanno facendo una manovra che è tasse, burocrazia e non risolve nessun problema all'Italia, ma non so dove vogliamo andare. Io non ho capito, perché stasera vorrei capire da che parte stai, che non ho mica capito. Io sto parte da chi non vota, dalle parti degli invisibili. Ma non è una questione di chi vota o chi non vota, è una questione di capire questo paese dove sta andando e quello che noi possiamo fare per evitare di fallire. No, ragazzi. No, io sto dalla parte di chi non ha voce, di chi non parla più, del 50%. Ma chi non ha voce oggi, secondo te, viene aiutato da questo Stato? Chi non ha voce? Non ha voce. Oggi abbiamo uno Stato che sta penalizzando e continuando a mettere tasse a chi lavora, sta continuando a rendere la vita difficile a chi vuole produrre. Questo è quello che sta succedendo in Italia. L'altro giorno io ho incontrato un veneto e mi ha detto grazie, perché io quest'inverno sono stato 3 mesi al freddo, con reddito di cittadinanza ho pagato tutte le bollette. È un veneto che non ce la fa, è un veneto. Allora, è dovuto arrivare sul reddito di cittadinanza, dal mio punto di vista è la peggiore legge che lo Stato italiano abbia fatto. Certo, facciamoli morire. Ma eliminiamoli. Il lavoro, non il reddito di cittadinanza. Si distribuisce, scusa, solo quello che si produce.
non certo, prendi dagli tutti altri bravi, soldi. perfetti, siamo tutte persone eccezionali, e ne è qualcuno che manca un boio, qualcuno che non ce la fa, qualcuno che arranca, Se ci c'è fosse gente in se lo depressione. Stato fosse serio, avrebbe queste tutele per queste persone. Il welfare Perché è non le stato ha? tolto dai governi di Ma perché non le ha destra, il queste- welfare è stato Ma tolto. perché non ha queste tutele? Non c'è più Perché i soldi welfare. se li mangiano altrimenti. Non c'è, i comuni una volta avevano il welfare, non c'è più il welfare, non c'è più. Dai, abbiamo due sindaci qua, non dire stupidaggini, almeno due sindaci, e io sono revisore dei conti di comuni. E non è così, Non perché il è welfare dei comuni... Ma li ascoltate le persone, ci sono le file alla carica, ci sono le file alla carica. Ma allora diamo la possibilità ai comuni di aiutare queste persone, non possiamo... l'abbiamo tagliato il welfare, però. Ma com'è possibile che il reddito di cittadinanza venga dato sul reddito del 2017? Perché? Sul reddito del 2017. Perché sul Quindi una welfare ci persona che mangiamo oggi il lavora o una persona che oggi lavora prende il reddito di cittadinanza perché nel 2017 non aveva lavoro. Sono passati 2 anni e una persona può avere anche trovato un lavoro, può aver avuto anche la possibilità di fare una vita migliore e oggi noi stiamo dando il reddito di cittadinanza su quello che una persona Su questo prendeva lo nel smentisco. 2017. L'ISEE Ma no, è è così, perché sul reddito 2018 è calcolato sul 2017. No, l'ISEE del 2018 è stato preso. No, è Ma calcolato se sul... dobbiamo ancora spedire le dichiarazioni del 18, cosa dici? Non esistono! Le dichiarazioni del 18 non esistono ancora! Perché vanno spedite entro il 3 dicembre. Quindi io che faccio il commercialista, perché non dico stupidaggini, io quando le banche mi chiedono dammi l'unico, dammi la dichiarazione, non te la posso dare perché il sistema non è pronto a riceverla. Oggi siamo 25 ottobre, il cliente stamattina mi ha detto la banca vuole la dichiarazione di redditi. Risposta, no, ce l'ho. Perché, sapete, Ma guarda, 30 secondi. Ma sì, ma è una cosa, Luglio, è una cosa senti veramente questa, assurda. luglio, sto preparando gli ISA, che sono gli studi di settore di una volta. Trovo degli errori, chiamo Roma, il numero verde, guardate che sono. All'estero allora. Sì, ho chiamato l'estero per forza. Chiamo Roma, ma sentite cosa mi dicono. Ma sentite cosa mi dicono. Chiamo Roma, mi dice sì, grazie che avete trovato questo bug, adesso lo sistemiamo. Bene, faccio la dichiarazione aperta, quanto ci mettete? No, ci vuole un passaggio ministeriale da 1 minuto a 1 mese. Io ho detto, guardi che pagare le tasse è un dovere, ma sapere quando e quante è un diritto. Sai cosa mi ha risposto? Chiuda lo studio e lo riapra ai primi di settembre. Perché la Catalogna è nata così, direttore, è nata così la Catalogna. Occhio, che siamo veneti, sopportiamo, ma siamo come un bicchiere di cristallo. Un bicchiere di vetro cade per terra, va in 3 pezzi subito. Un bicchiere di cristallo cade per terra e non si rompe. La terza, quarta, quinta volta non si rompe, quando si rompe va in 1000 frantumi. Questi sono i veneti. Occhio che la Catalogna è nata così. Allora, a partire dai Veneti, a quando i gazebo per il referendum lingua veneta? Ci stiamo organizzando, siamo nati sabato, e gli assicuro, io ero sul palco perché mi è toccato anche fare l'intervento. È inutile che qualcuno dica che eravamo 400, non eravamo 400, non eravamo 500, neanche 1000, eravamo più di 1000 perché, voglio dire, chi era all'accettazione, all'accreditamento, ha le schede con i partecipanti. Non soltanto Lady Like, ma anche quello prima, anche quello 2 volte prima, no? Ci dimentichiamo? Bortoluzzi, ci dimentichiamo Carraro, no? Omonimo. Credo omonimo solo, vero? Spero. Ma aveva avuto un risultato dignitoso. Sì, per carità. Noi abbiamo una visione diversa, sicuramente non saremo noi a cambiare gli equilibri, però adesso noi ci poniamo in una situazione molto comoda per noi e molto scomoda per il governatore, che sicuramente vincerà, ma avrà 3, 4, 5 consiglieri che saranno, come dire, a monte suo, che faranno delle proposte, come diceva prima Pizzolato la venerdì scorso ha detto, che faranno delle proposte che non potrà accettare, quindi lo metteremo a nudo al governatore. Il governatore o fa un salto di qualità e si dedica, io l'ho detto anche qua direttore, se io fossi stato il consigliere comunale più giovane d'Italia, se io fossi stato il consigliere provinciale più giovane d'Italia, se fossi stato l'assessore provinciale più giovane d'Italia, se fossi stato il presidente di provincia più giovane d'Italia, se io farei il gesto. Va bene che Puigdemont ce n'è uno soltanto, ma se fai il gesto hai 3 milioni di cittadini che ti vengono dietro.
io non voglio passare per rosicone. A proposito di ZES, ci sono stati parlamentari veneti che sono riempiti la bocca così, finalmente il ZES in Veneto. Ho visto la fine che ha fatto, no? Provenzano, voglio dire, no, dei cognomi che mi fa venire i brividi, anche se magari non c'entra niente. Ma Catalogna, l'unica soluzione è Catalogna, autogoverno, autodeterminazione, altrimenti non si guarda. I miei insegnanti di ragione dia nel 69 diceva: se lo Stato incassa 100 spende 101, se incassa 1000 spende 1001. Un'azienda la si controlla sui costi, ingegnere, no? Giustamente, o chi ha un'attività, non sui ricavi. Perché quando tu mungi la mucca senza dare il fieno alla mucca, uccidi la mucca. E dopo cosa fai? Due cose. 5 regioni speciali esistono grazie al fatto che Veneto, Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna hanno regime fiscale passivo, altrimenti non vivrebbero, perché se sono tutti speciali, se sono tutte speciali di cosa vivi? Secondo, adesso finisco io. Parlami del residuo fiscale del Friuli, parlami. Certo che c'è il Friuli, ha pochissimo, ma informati. Guarda che, allora, una cosa vorrei chiarire, quando Zaia dice io mi prendo le 23 competenze, se dietro le competenze non ci sono i denari fammi finire il ragionamento. Dai. Non si chiama autonomia, si chiama decentramento. Va bene. Ma allora, Bestrinelli, scusa, posso esprimere il mio giudizio o siamo o hai preso odore dal tuo capo che non ha parastati? Perché Zaia, è inutile che dica a me delle cose e poi a Roma lo zittiscono. Quando ha detto la parola magica autonomia, allora io dico l'autonomia, se non ha alle spalle le risorse per applicarla, inutile che Zaia dica mi prendo la sanità, se poi la sanità la deve gestire con i soldi che manda a Roma, si chiama decentramento, non si chiama autonomia. Io sono molto serio a differenza di altri. Perché io per molto meno me ne sono andato, mi sono fatto cacciare per molto meno. Sì, cambiate partito e casa sono andato a fischiare a Pontida quello che era, quello che ma non doveva sapete essere. discutere, non sapete confrontarvi, perché può avere ragione o torto, ma mi confronto. Avrà ragione il 90% e il 10%. Ma sto dicendo soltanto che non riesci ad argomentare quello che dici, mi sto confrontando con te, ma non riesci ad argomentare. Io ti sto dicendo che dici uno che dice bravo, uno che dice bravo lui non sta argomentando. Dice che è bravo. Sei andato dalla Lega. No, mi hanno espulso, è diverso. Perché non hai saputo commentare. Per lesa maestà, perché stavo contestando pacificamente l'allora direttore e l'allora segretario nazionale. Uno è una mente libera e non cambia il mondo. Qui ci sono i voti, voglio dire, e lì con questi si discute, d'accordo o non d'accordo, cambiate il partito, sigla ogni volta, anch'io ogni volta cambio partito, cambio sigla, bisogna imparare a fare io sono gli altri che sono cambiati, perché io sono entrato in Lega Nord 35 anni fa e io sono ancora con i principi con i quali io ho giurato nel 96 a Venezia, io sono sotto giuramento. Altri che hanno giurato con me quel giorno sono a Roma in questo momento. La società è di chi si plasma i cambiamenti, non di chi resta fisso dipende dalla coscienza, dipende dalla coscienza che uno ha e cresce. Dico coscienza per non dire altre cose più importanti. È il confronto popolare che dà. Guarda, uno sa tutto. A proposito, non c'è solo il Veneto, direttore, c'è anche Venezia contestualmente. Saremo presenti. Se uno sa tutto, non so da dove vieni, da dove vieni tu, dove abiti? Da Montebelluna. Ecco, io abito a Venezia e abbiamo due cose. Ma non possiamo costruire muri, dobbiamo imparare a confrontarci. E non sto confrontando con te, ma tu ti rispettarci. rendi conto che stai sfuggendo alle mie argomentazioni? Ti rendi conto che sfuggi? Perché non sono d'accordo? No, le sfuggi, non mi ribatti, sfuggi, è diverso. Perché dovrei ribattere? Se c'è argomenti ribatti, no? È un confronto. È un confronto, batti e ribatti, no? Va bene. Non sapete confrontarvi, perché crescere vuol dire anche accettare le ragioni dell'altro, anche accettare. Anche tu le mie. No, un'altra cosa volevo dire, che i disabili a 285 euro al mese sono sempre là, Certo. Cioè quelli sono una categoria da tutelare, che parlando. È colpa di chi? È colpa di tutti. Della Regione Veneto? Anche. No, perché gestisci i soldi che arrivano da Roma. Dai, sveglia, su. Anche ancora. I disabili sono nelle categorie. Continuiamo a non capire dove sta il problema. Ma non è che non possiamo dare la Regione Veneto, bisogna fare una battaglia nazionale.
I disabili tutti hanno diritto ad avere dignità. Anche quelli falsi in Calabria? Scusate, Vanno controllati, ci sono anche in Veneto. Scusate Rosa, un attimo.